Ben ritrovati dalla redazione. Il 69enne Doriano Pizzin è morto all'ospedale di Cattinara. Il farmacista in pensione, caduto dal balcone da un'altezza di 6 metri nel tentativo di accedere dall'esterno nell'appartamento dove si trovava l'anziana mamma invalida, si è spento in una manciata di ore, quanto è bastato per seguire le procedure ai fini della constatazione di morte cerebrale. Le sue condizioni estreme, già evidenti al momento del soccorso, mercoledì nel primo pomeriggio nella zona residenziale di Viale Ottone Zanolla Staranzano, dove è stato intubato, non gli hanno lasciato scampo. Incidente stradale in via Commerciale 132 a Trieste. Un 29enne originario del Trentino è stato investito sulle strisce pedonali. Il giovane è stato sbalzato per oltre 2 metri, riportando un trauma cranico con ferita. Dopo essere stato stabilizzato sul posto del 118, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Cattinara. Il traffico è andato in tilt, il tratto di via Commerciale è stato a lungo chiuso e sul posto sono arrivate anche 3 volanti della polizia locale. Utilizzavano documenti comunitari falsi per aggirare le norme sui flussi migratori e l'accesso al mondo del lavoro. Per questa ragione 7 cittadini georgiani sono stati arrestati e altrettanti denunciati in stato di libertà, mentre un appartamento è stato sottoposto a sequestro preventivo nell'ambito di un'operazione della polizia di Udine. L'attività investigativa è stata avviata nel settembre scorso a seguito di alcune segnalazioni ricevute dalle agenzie delle entrate della provincia che riferivano di un considerevole accesso nei loro uffici di donne apparentemente di nazionalità georgiana che si presentavano però come cittadine comunitarie, esibendo documenti di identità validi per l'espatrio di paesi dell'Unione Europea, in particolare Slovacchia, Lettonia e Polonia. Nuovi disagi in vista per la circolazione nella zona di Sistiana Trieste a partire da oggi e fino a lunedì. Si procede infatti a una nuova fase dei lavori di manutenzione del cavalcavia di sovrappasso del raccordo autostradale della A4, operazione che implica in determinati orari il restringimento della carreggiata, in altri la totale chiusura alla circolazione. Perciò è inevitabile il formarsi di code con conseguenti rallentamenti sul posto. Le forze dell'ordine che garantiranno il controllo della situazione, ma FVG Strade raccomanda a tutti coloro che si metteranno alla guida la massima prudenza. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche per la giornata: sulla costa e sulla bassa pianura cielo da poco nuvoloso a variabile, sull'alta pianura e sui monti variabile. Dal pomeriggio probabili rovesci temporali sparsi, più probabili sulla zona montana e sulla pedemontana, possibile ancora qualche temporale forte, meno caldo dei giorni precedenti, temperature minime in pianura fra 18 e 22, le massime fra 29 e 32 gradi, sulla costa minime fra 24 e 27, le massime fra 29 e 32 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione. Grazie per averci seguito, a più tardi.